Siamo ormai agli sgoccioli del campionato di Serie C1, ormai contano solamente i nervi, contano solamente gli stimoli per un finale di stagione da paura per entrambe le squadre, per Atletico Monreale e Tremme Calcio A5. Un saluto qui da Gabriele Rispetta e benvenuti a una gara che bisogna affrontare con fantasia, la stessa dei bimbi che accompagnano il Tremme, dei bimbi di presidente De Simone, di Angelo De Simone, i figli Giovanni e Teresa che hanno accompagnato i ragazzi di mister Giacalone per dargli forza, per dargli fiducia e per dargli quel tocco di fantasia che appartiene chiaramente al mondo dei bambini. In porta per mister Giacalone quindi per Di Chizzi, Virruso e Nicolosi, poi affaticato Palazzotto, Pillitteri, Capitan Cottone, Calvaruso, Runfolo, Accetta, Ricotta e chiude i 12 Lucchese, agli ordini ovviamente allenatore del 3M. Adesso i padroni di casa che qua si mettono in posa per la foto che ricorderà questo pomeriggio di metà marzo nel quale Atletico proverà a replicare la stessa impresa dell'andata. In porta Madonia e Tripoli, poi Capitan Salamone a governare Lupo, Di Grazia, Mariolo, Lo Giudice, Salerno, Galati e Ferrante. Allenatore è ovviamente mister Natale Macaluso. Tutto pronto qui al Palacanino, manca solamente il fischio del duo arbitrale che è rappresentato oggi da due fischietti di Palermo, il signor Abruscato il numero 1, il signor Bargione è il numero 2. Per quanto riguarda invece il cronometro sarà tutto un compito del signor Curulli, anche lui della sezione di Palermo. Il primo possesso dovrebbe essere colcionero, ora vediamo se verrà confermato. Tanto vediamo già i titolari che credo che faranno parte della gara, vediamo anche il credo. Per Di Chizzi in porta per il Trem, una scelta anche in controtendenza rispetto alle ultime partite giocate dalla formazione Roverde, poi affaticato Calvaruso, Runfolo e più lontano Ricotta rispetto alla nostra postazione qui sugli spalti del Palacanino. Atletico che risponde con Tripoli in porta e poi Ferrante, Salerno, Mariolo e dietro Capitan Salamone, pronto a governare la difesa come ormai fa da quasi 150 partite e oltre con la maglia Atletico Monreale. Avremo tempo per raccontare le storie di entrambe le società, storie che si sono intrecciate molto spesso anche nel corso degli ultimi anni. Intanto arriva adesso il fischio del signor Abruscato, inizia Atletico Trem, inizia con il primo possesso in favore della formazione di casa con Salamone che già prova a muoversi sulla fascia destra, scambia con Ferrante, non si chiude però l'1-2 tra Capitano e uno dei migliori giovani, una scoperta di quest'anno dell'Atletico Monreale, il buon Teo Ferrante, già per lui in campionato 9 gol, oggi è alla ricerca di questa doppia cifra che insegue già da qualche settimana. Affaticato per Ricotta, sbaglia Ricotta solo in un attimo, la prende poi Mariolo senza particolari problemi per Di Chizzi a stopparla. Ricotta rischia anche lui il primo squillo con Salerno, disattento in questo inizio di gara per Ricotta. Allora pallone che già brucia nell'area di rigore del Trem, arriva Salamone, si appoggia a Tripoli che fa parte quindi anche di questa azione, il portiere cerca Salerno, non funziona il movimento da pivot, allora Ricotta, corre lui, Ricotta, palo pieno, contropiede Atletico, Salamone, bara Salerno che viene fermato, ultimo tocco del numero 11 di casa, palo pieno di Ricotta, primo vero squillo nero-verde dopo una prima parte di gara dove Ricotta è sembrato in difficoltà sul pressing avversario, classe 2004 ma già con tanta esperienza nel mondo del calcio a 5, ha già fatto male all'Atletico quando era con la maglia dello Iato in Serie C2 a San Giuseppe Iato, una gara importante per il colcionero quella, visto che poi la vittoria conseguita là ha sancito l'appartenenza ai playoff di quell'anno. Ricotta salta a Tripoli, Ricotta poi va a scontrarsi con le recinzioni di Ricotta, tutto a posto per lui, solo un grande botto, un'altra conclusione di Ricotta, stavolta aveva saltato Tripoli di netto
Il pallone però esce sul fondo, attivo come non mai Peppe Ricotta. Tripoli qua non doveva opporre più di tanto resistenza. Salerno poi, pallone ancora in campo, Salamone lo stoppa. Gara subito viva, Atletico e 3M. Da quando la società del presidente De Simone ha questa denominazione, Atletico e 3M, si sono sfidate 3 volte, 2 vittorie per i palermitani. Attenzione qua, Mariolo, Ferrante al centro, esce per Di Chizzi, lo fa anche Ricotta, contropiede del 27, affaticato, ritorna al suo giovane compagno, ancora affaticato, il 7 e il 6, Salamone gli sporca il pallone. Il signor Bruscato va verso il centro del campo, c'è un fallo cumulativo contato quindi al 3M, fallo in questa ripartenza nero-verde non segnalato perché c'era ovviamente la norma del vantaggio in corso, e allora Ricotta a battere questo tiro dalla linea laterale. Affaticato, di nuovo Ricotta, lo scambio, si chiude fuori, ma è un tentativo già timido ma che poteva risultare efficace di Affaticato. Mariolo alza il pallone verso Salamone, il controllo del 4 non è dei migliori, palla sempre per il 3M. Una gara viva, dicevo appunto che nei 3 precedenti tantissimi gol, sia nella passata stagione sia nella gara d'andata del Paladon Bosco, dove l'Atletico a sorpresa ha rimontato il vantaggio iniziale del 3M e ha vinto 9-3 o 3-9 per essere più precisi. Calcio d'angolo, batte Ferrante, Salamone, ritorna Ferrante, guarda la porta il 25, per Di Chizzi la stoppa e poi vuole Runfolo, lo ottiene, lo scambio tra Runfolo e Ricotta non si chiude, Salerno anche lui anticipato, può pensare Salamone, torna dove c'è Ferrante che prova il tiro da lontanissimo per Di Chizzi, grande parata, si rinnova il duello Ferrante per Di Chizzi, calcio d'angolo ancora per i Colchoneros, lo scambio, Mariolo prova ad andare in porta, c'è, anzi non c'è, una deviazione per il signor Bargione, per il signor Bruscato invece c'è tanta confusione tra i due arbitri in questo momento. Alla fine la palla è del 3M, avevano notificato una decisione differente, qua in questo caso ovviamente ha la ragione tra virgolette colui che è più vicino, e quindi in questo caso il signor Bargione, l'arbitro designato per lo spot numero 2. Attenzione a Ferrante, Ferrante verso Mariolo e c'è l'1-0 dell'Atletico Monreale subito con Raffaele Mariolo, l'esultanza del pubblico di casa. Lo scambio tra Ferrante e Mariolo funziona, Calvaruso, Tripoli ci mette una pezza, lasciato colpevolmente solo Calvaruso, poi ha faticato, Salamone devia, pallone per Ricotta che la c'era affaticato, 3M sotto, l'errore qui, Mariolo in spacchiata, viene fermato da Di Chizzi che è fuori all'area di rigore, poi con un gioco di prestigio riesce a prendere il pallone con le mani, qualche polemica, palla per Runfolo che però si appoggia dietro, affaticato, fermato qui Ricotta. C'è un altro fallo cumulativo, forse quello di Salerno su Di Chizzi, e allora aumenta il conto dei falli in favore del 3M. Un altro fallo cumulativo segnalato dal duo arbitrale. Runfolo scambia con affaticato, il primo cambio di oggi per mister Giacalone. Runfolo
subito dopo il gol subito ha provato lui a dire la sua. Lo scambio con Calvaruso, poi Mariolo galvanizzato dal gol, quando è per Ricotta murato, poi Salerno da pivot gira, Mariolo alza, faticato anche lui, prova a dire di no. Che partita per ora qui al Palacanino, Atletico in vantaggio 1-0. Poi Calvaruso entra in aria, Calvaruso si conferma il miglior marcatore stagionale del 3M, centro numero 17 per il numero 7, 1-1. Ha provato l'uscita Tripoli, non ha fermato però la furia agonistica di Calvaruso. E se questo è l'antipasto di Atletico 3M, siamo davvero di fronte a una grandissima gara. Runfolo prende palla a Salerno, ha provato poi più che il passaggio al centro, credo proprio una conclusione, anche se poi si lamentava con Calvaruso. Batte Tripoli, Salamone non può darlo al portiere, c'è Ferrante, Salerno a vuoto, allora pallone che torna ad essere in favore del 3M. Perdichis, dove c'è un'altra volta Ricotta, non è fermato, va Tripoli, Salerno di petto, ancora Mariolo, non si intendono i due. La gara comunque accesa, viva, qua qualche errore da parte dei giocatori dell'Atletico, la parata favolosa di Tripoli sul tiro di prima intenzione di Runfolo, che adesso riprende palla. Calvaruso, spalle alla porta, prova a girarsi, Calvaruso, un'altra volta Ferrante pone resistenza, ha faticato, in mezzo a due difficilissimi il tiro, chiama però la distanza Calvaruso, prova a farla rispettare il signor Bargione, faticato, si è mosso il pallone, si muove troppo il pallone. Adesso qualche cambio anche per mister Macaluso, dentro lo giudice senza Roberto Macaluso e Sgarlata, che sono due dei tre migliori marcatori stagionali dell'Atletico. Oggi molto passa dallo giudice. Atterrato Salamone, preferisce conquistare questa rimessa laterale. Mariolo, Tripoli, si propone anche il portiere, si riappoggia dietro Ferrante, Salamone, Mariolo, lo giudice prova ad andarsene, il numero 10 ha questi scatti, anche lui, così come Mariolo, così come Salamone, una continuità temporale con la maglia Atletico davvero che ha dei contorni da bandiera assoluta della formazione monrealese. Bravo uscita Calvaruso, Runfolo mantiene palla, ha faticato, Runfolo, Ricotta prova a saltare Mariolo, non ce la fa, la palla è sempre per il Roberto, Runfolo, Calvaruso, rischia qui Calvaruso, ma se ne va in contropiede, fermato da Tripoli, e allora adesso tocca Atletico. Salamone, Mariolo, Ferrante prova a trovare al centro lo giudice, vedete qui sugli spalti le facce, i volti, la tristezza dopo questo non errore ma questione di dettagli di questo passaggio di Ferrante, che ora si appoggia dietro lo giudice. Ferrante prova ancora a prendere il pallone, lo aiuta il 10, poi Runfolo, sinistro potente, è una qualità di Emanuele Runfolo,
11 reti stagionali per lui in campionato, ovviamente, perché poi non contiamo in questo computo reti di Coppa, dove i principali attori di entrambe le squadre possono vantare diverse realizzazioni. Qua rischia per Di Chizzi, la Ricotta se ne va, imprendibile, Ricotta, Calvaruso al centro. Cosa si è mangiato Ricotta? Fa tutto bene tranne la conclusione. Rischia tanto l'Atletico, affaticato, riprende palla, di gran carriera il 6, affaticato, deviazione e calcio d'angolo. Ma che cambio! È entrato di grazia nell'Atletico anche Andrea Lupo. Ricotta accetta, anche lui in campo per il 3M, ha faticato 2 volte. Rischia ancora l'Atletico, adesso sta spingendo il 3M, purtroppo al pallacanino è difficile capire l'entità di quanto manca alla fine. Tripoli, grande parata un'altra volta, poi Lupo. Di Grazia, lo scambio con Mariolo, rischia l'Atletico ma riesce ad andarsene. Mariolo poi non riesce ancora a pianare il pallone, rischia tanto Ricotta per Di Chizzi. Accetta, vede Palazzolo, anche lui è appena entrato, lo scambio non arriva ed accetta. Tripoli sulla linea per dare il rigore. Ancora lo giudice, quando è il 10, lo giudice per Di Chizzi, la parata. E allora ancora accetta, rischia il 22, Palazzolo affaticato, guarda la porta, si appoggia di nuovo al numero 8, affaticato, Palazzolo, Ricotta, comunque ancora in campo nonostante tante cose belle, qualche cosa brutta, forse un po' più in luce rispetto a quelle belle. Accetta proprio il tiro. Lupo, lo giudice, se ne va Lupo, ma non è buona per il 5 che per sfortunato nel rimpallo. Allora ancora Palazzolo, prova ad andarsene, c'è il fallo e lo giudice. Batte il 3M, accetta. Lucchese anche lui appena entrato in campo, si riappoggia a Palazzolo e quindi ricomincia il tran tran dei neoverdi. Lucchese non controlla. Time out chiamato da mister Macaluso, che a gran voce e con le sue mani sta richiamando i suoi in panchina. 1-1 Atletico e 3M. Al gol di Mariolo ha risposto poco dopo Calvaruso. Una una gara molto bella comunque, con tante occasioni, ne ha avuto di più all'inizio l'Atletico, poi è uscito il 3M, ha avuto qualche conclusione davvero incredibile, soprattutto in mente ciò per ora quella di Ricotta, che a porta vuota non è riuscito a mettere la freccia per il sorpasso. Tenero Verdi che adesso ritorna in campo, ma il pallone ce l'ha l'Atletico. 1-1, bella gara, ricordiamo valida per la 22esima giornata del campionato di Serie C1 del girone A, 5 giornate al termine. Il 3M in questo momento si trova in quarta posizione con 43 punti, l'Atletico è più indietro, ottavo con 27 lunghezze conquistate. L'Atletico ormai non può più sperare nel suo arrivo ai playoff, ma comunque deve guardarsi le spalle da una serie di minacce rappresentate dalle squadre che provano a scappare dalla zona calda. La più vicina alla vigilia è sicuramente il Bagheria con 20 punti. Attenzione ancora qua, accetta, riprende palla, Lupo porta via il pallone al suo avversario. Alla fine però è sempre possesso 3M.
con Lucchese, accetta il tiro, Tripoli, rimane il pallone ancora Tripoli, miracoloso, poi esce l'Atletico, lo giudice, le giocate del 10, Lucchese gli prende palla e poi arriva un'altra volta Super Tripoli, si è inventato un'altra grande parata, l'ex della partita, Peppe Tripoli, accetta la conclusione, sono che esce fuori. Tripoli che all'andata era dall'altra parte del campo con la maglia del 3M, una sconfitta in attesa per quelli che erano i periodi, entrambe le squadre, ancora Tripoli, adesso una nuova vita, una nuova avventura lì dove aveva iniziato qualche anno fa dopo l'avventura a Palermo, inizia a calcare campi dei grandi in Serie C2 con Atletico Monreale. Qua ottimo show di Perdichizzi che tra i grandi c'è già da qualche anno, una scorsa Serie D con il Palermo Futsal, vinta ovviamente, poi inizio anno con mister Giacalone l'Alcamo allo Sporting in Serie B e poi la scelta di tornare a Palermo, di farlo con il 3M. Affaticato, accetta, va in porta, accetta, destro che non gira abbastanza, il tempo si cristallizza, non abbiamo ancora contezza di quanto tempo manca alla fine, però comunque abbiamo passato da poco la metà del primo tempo, anche perché mister Macaluso, ricordiamo, poco fa ha utilizzato il suo time out almeno per questa frazione, poi qua rischia qualcosa Tripoli, c'era Lucchese che aveva dato qualche difficoltà, affaticato, accetta, ora è un mezzo assedio 3M, Lucchese mangia il pallone, Palazzo prova a uscire, c'è fallo del quarto a memoria, se mi ricordo bene, connessi all'Atletico. Lamentele da parte dei ragazzi Atletico per la posizione del pallone. Il fallo per loro era avvenuto fuori dalla linea a metà campo, quindi nella parte di campo del 3M cambia poco perché Palazzolo sembra essere intenzionato ad andare in porta. Va proprio lì numero 8, deviazione di Lucchese, anzi accetta, incredibile. Direzione del 28, accetta con il sinistro, manda un'altra volta fuori. Qua lotta un altro giovane di casa Atletico, Galati. Rimessa per i Colchoneros. Può andare quindi Di Grazia. Lo giudice. Tiene la rimessa laterale. Il punteggio si è cristallizzato, ma la gara sicuramente no. Da un momento all'altro potrebbe cambiare il parziale. Questa è la bellezza di una categoria così avvincente come la Serie C1. Adesso la palla è per Lo giudice. Arriva per Di Cruzzi, passa senza problemi, accetta dalle parti di Tripoli e lascia scorrere. Il tacco e Lo giudice ancora una volta a vuoto. Perde altro tempo, purtroppo come ricordo non è possibile sapere quanto manca effettivamente alla fine di questo primo tempo. Per Di Chizzi addirittura in porta, Tripoli la ritrova lì, ha rischiato, numero 20, che quasi come un difensore centrale stava marcando a uomo l'ultimo riferimento offensivo del 3M. Lo giudice, Lupo, Tripoli. Poi prova addirittura il tiro in porta, accetta, sbaglia il 10, l'Atletico Monreale
Allora ancora Lucchese, va in porta lui, fermato Alessio Lucchese. La palla quindi è in favore un'altra volta del Trento. Lucchese, affaticato, traversa piena. Lupo, per Gatti, non riesce a controllare. E allora spazio anche per Cottone in questa gara da scardinare per il Trento. Affaticato, prova a girarsi, colpito, affaticato, calcio d'angolo. Si propone Cottone, la palla era per Palazzolo, ma riesce a uscire in qualche modo Atletico con Di Grazia. In contropiede sbaglia la sua occasione la squadra di casa. Era ancora il numero 8 del Trem, sinistro, provato la Palazzotto e Lupo, dove c'è Ferrante, lotta proprio con Palazzotto, la palla sarà ancora Nino Verdi. Cottone prova a trovare, affaticato, viene ripreso Ferrante perché si era perso il numero 6 Mariolo. Lo giudice, il tacco del 10, poi Palazzotto quasi mette di nuovo in corsa Ferrante. Lupo, lo giudice, lo scambio con Mariolo non si chiude, la palla viene ripresa da Palazzotto, ancora in campo Palazzotto, Lupo lo ferma in maniera molto coraggiosa il numero 5, ma non c'è un attimo di pausa, ancora Cottone, vuole affaticare sulla destra, palla che si perde sul fondo, continua girando a dei cambi di mister Giacalone, ritorna in campo l'autore del gol del pareggio, Cristian Calvaruso. Tripoli, per De Chizzi riprende palla, poteva anche pensare a un tiro, palla Calvaruso, che non è mai una brutta idea, quindi è faticato, sbaglia a cercare Calvaruso, e allora Mariolo, e allora Lupo, lo giudice, prova a liberare il sinistro, si riappoggia a Ferrante, sbaglia il passaggio di ritorno, time out chiamato anche da mister Giacalone. È il turno pure al Trem di usufruire di questa pausa tecnica. 1-1 ancora, Atletico e Trem, non è cambiato nulla rispetto al primo time out della gara, quello chiamato da mister Macaluso. Al gol di Mariolo ha risposto poco dopo Calvaruso, ma da quel momento, dal punto di vista dei gol, niente più, ma per le emozioni, per le occasioni, possiamo dire che non ci stiamo assolutamente annoiando, anzi è una gara molto bella da vedere, da gustarsi tutta, e lo sarà anche per il resto di questo primo tempo e per tutto il secondo. Atletico 1, Trem 1. Gara valida per la 22esima giornata, lo ricordo sempre, del campionato di Serie C1 del girone A. Mancano 5 giorni al termine, anzi 4 e mezzo al termine per le due squadre. Il Trem deve cercare di recuperare il gap dal Palermo in termini di distanza di punti, deve essere una distanza inferiore a 10 lunghezze per poter pensare di giocare i playoff. In questo momento questa distanza è troppo grande. In ciò ha sicuramente influito la sconfitta contro il Palermo la scorsa settimana. Qua lo giudice lotta con Cottone, pallone ancora in campo e pallone per Di Chizzi. Calvaruso, ottimo controllo, Mariolo manda il pallone in rimessa laterale, ancora Cristian Calvaruso, chiama la distanza, affaticato, ancora il 6,
preciso. Stefano ha faticato. Palla al centro per Ferrante. Deviazione che è arrivata. Anzi no. C'è tanta confusione nelle decisioni tra direttori di gara. Ora vanno anche a discutere in maniera accesa. Ferrante ha bruscato. Chiede scusa a Bargione perché l'errore l'ha commesso lui. E allora in soldoni sarà calcio d'angolo per Atletico. Non è il primo errore da questo punto di vista che fa il duo arbitrale. Per il resto una gara comunque per ora molto calma da arbitrare. Quella che arriva al centro, Lupo controlla il tiro, Murato da Lupo. Mariolo anche lui fermato. Ferrante, poi torna lo giudice che voleva inventarsi il gol di tacco e ne ha fatti pure di migliori. Lucchese, Cottone, pallone ripreso da Runfolo, ancora Lucchese, fermato Cottone ma solo per un attimo, riprende palla il 10, non riesce a girarsi, ora sì, con Lucchese, Calvaruso, controllo difettoso, pallone ancora Popa, il nero verde e poi qua fallo brutto, commesso da Cristian Calvaruso, in ritardo il numero 7, che va anche a chiedere subito scusa ad Andrea Lupo. Oggi unico Lupo in campo per Atletico Monreale, di solito c'è anche Matteo Lupo, giovane di prospettiva, con lo giudice mette il pallone al centro. Doppio liscio, Ferrante non era lì perché non ci credeva più conservativo l'atteggiamento del 25. Poi qua non si intendono Runfolo e Calvaruso. È la gara più semplice per entrambi, intanto Calvaruso comunque ha messo la firma con il gol numero 17 del suo campionato. L'anno scorso è terminato a 46. Cottone prende palla, ricotta, torna Calvaruso, il tacco doppio di Salamone quando è lontano Tripoli. Runfolo, Cottone di prima, ricotta, ancora lui, trova Calvaruso, lo scambio, ricotta di nuovo al centro, spunta Cottone dall'altra parte, lo scambio non si chiude, palla ancora per Atletico che prova ad andare lontano. La segnaletica e il signor Curulli mi sa che mancano meno di 2 minuti alla fine, forse anche uno di questo primo tempo. Qua errore in difesa del Trem, prova a uscire Runfolo, il tiro di Runfolo, anche un po' la frustrazione, anche un po' il tentativo di scaricare la tensione, si era scontrato con Perdichizzi Runfolo poco fa. Tripoli, Mariolo torna allo giudice, Salamone, ancora Giovanni Salamone, ricotta, Calvaruso, ancora ricotta, fermato in maniera perfetta da Mariolo. Cottone, ricotta, poteva agire in un buco che si era creato nel campo dell'Atletico. Salamone però, per prendere palla con calma, il numero 4 colpisce, sfortunato, Ciccio lo giudice. Manca sempre meno alla fine di questo primo tempo. Vediamo chi avrà i nervi più saldi alla fine di questa prima frazione. Calvaruso da Runfolo, sempre potente la sua conclusione. Lo giudice, prova a girarsi lui, ancora in mezzo a due, non è fermato, allora Runfolo,
scambio con Cottone che vuole Ricotta, lo trova, se ne va Ricotta, colpito con fallo. Calcio di punizione, dovrebbe essere il quinto. Ancora a terra Ricotta che si è rialzato, in realtà 1-1 Atletico e Trem, per ora un punto a testa, un punto che in realtà a entrambe serve a poco. Conta i passi il signor Abbruscato, Calvaruso e Cottone. Sul punto di battuta, Runfolo e Ricotta dare fastidio ai difensori di Atletico e anche a Tripoli. Cottone, è uno schema. Si tendono qui con Calvaruso, tanta fatica per niente, direbbe Tripoli. Alla qua, è la perfetta per Mariolo, bravissimo Cottone, una piovra in questo caso. Ancora Cottone, lo scambio per Calvaruso che mette a sedere il portiere, Cottone colpito, fallo, calcio di rigore. Quinto fallo commesso all'Atletico, quello del quarto, quindi calcio di rigore. Si lamenta lo giudice, contatto c'è stato. Adesso è Tripoli contro Runfolo, si conoscono, a inizio anno erano compagni di squadra, vediamo se servirà aver condiviso lo spogliatoio per tanto tempo nel corso della pre-season e anche nelle prime giornate di questo campionato. Tante facce per il 3M, tante facce anche per l'Atletico. 15 secondi al termine del primo tempo, passa tutto da qui o quasi tutto. Va Runfolo, centrale, potente, Runfolo, 2-1. La dedica anche di Runfolo dopo il gol che porta in vantaggio il 3M. Quello giudice prova il tiro proprio sulla sirena. Il gol della formazione ospite manda le due squadre a riposo con il punteggio di 1-2. Al gol di Mariolo ha risposto il 3M subito con Calvaruso allo scadere del primo tempo con Runfolo. A tra poco con il racconto dei secondi 20 minuti di tempo effettivo. Perdere col Gela fa parte un po' del percorso un po' di tutte le squadre. Noi ci volevamo provare, quello che è un po' è il rammarico è che abbiamo preso gol subito, potevamo tirarla un po' più a lungo e sperare di rendere una vita un po' più difficile al Gela. Non ci siamo riusciti, però comunque vada, dobbiamo dire che non è da queste partite che passa la nostra salvezza. Oggi eravamo in enorme difficoltà perché due squalificati più quello che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo non stava al meglio, quindi chiaramente poi esce questo risultato che dobbiamo soltanto accettare. Ripeto, nulla di grave, fa parte del percorso, 5 partite sono tante, daremo di tutto. Sono contento anche di come hanno approcciato il secondo tempo i ragazzi, no? Nello spogliatoio ci siamo un attimino guardati, cercare di capire come affrontarla un po' meglio anche a livello tattico e basta. Poi abbiamo affrontato il secondo tempo, i ragazzi sono impegnati, ecco, e quindi più di questo non potevamo su un risultato già compromesso. Importante non avere preso altre squalifiche
e niente di più, ecco. Si pensa sicuramente di dare tutto, come daremo tutto da qui alla fine dell'anno. Sicuramente sarà una partita complessa perché Castellammare è un avversario secondo me importante, un avversario che ha fatto un campionato tranquillo. Sarà sicuramente difficile, però noi ci vogliamo salvare perché penso che ce lo meritiamo, che i ragazzi se lo meritano e quindi faremo di tutto per portare punti via. Credo in primis nella salvezza, poi se dovesse arrivare diretta, perché ci sono ancora le chance e le possibilità per farlo, bene, altrimenti ci giocheremo una partita in più perché giocare il playout non vuol dire essere retrocessi, ecco. A Mark il mio augurio più grande di una carriera felice, piena di traguardi personali e collettivi, un ragazzo che si è meritato questa possibilità perché quando era qui ha dimostrato tanta professionalità, tanto impegno, tanti allenamenti extra e culminate poi con delle partite importanti che gli hanno concesso prima la convocazione in nazionale e poi appunto questa possibilità. L'augurio appunto di una carriera piena di soddisfazioni. E lui sa che è soltanto all'inizio, non è un punto d'arrivo e quindi avrà sempre il mio appoggio come suo allenatore del passato. Gli voglio bene, gli mando un abbraccio. Complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato bene la gara, siamo partiti subito forte, l'abbiamo sbloccata, chiaramente il primo tempo si è chiuso con un risultato di 3-0, il secondo tempo abbiamo realizzato il quarto gol e la squadra fino alla fine non ha mai mollato sia in fase di possesso che in fase di non possesso, perciò sono contento e faccio complimenti a tutti, a chi chiaramente ha giocato dall'inizio e chi è entrato dalla panchina. Sa dimostrare che il nostro centrocampo riesce a fare entrambe le fasi di gioco, sono contento, è normale che quando ci sono questi risultati così rotondi, so che gli attaccanti vorrebbero realizzare la rete, però hanno fatto un grandissimo lavoro lì davanti tutti i nostri attaccanti, bene per i nostri centrocampisti che hanno realizzato il gol, però c'è tanto lavoro da parte di tutti e questo è quello che deve essere stimolo per tutti per cercare di alzare l'asticella e di migliorare sempre e di continuare il nostro percorso per come stiamo facendo. Le nostre mezzali fanno tanto lavoro di ripiegamento, di pressing, di riaggressione, però nello stesso tempo riescono ad attaccare l'area avversaria e perciò va bene, è normale che non è facile, però oggi sono stati particolarmente premiati per tutto il lavoro che hanno prodotto i nostri centrocampisti perché ha fatto gol anche Privitera, perciò va bene così. Santo è un leader di questa squadra come tanti altri calciatori, oggi ha realizzato un gol chiaramente dalla lunga distanza, sono quei gol che fanno i giocatori che hanno qualità e personalità. E adesso ci godiamo questa vittoria e guardiamo da martedì inizieremo a preparare un'altra finale, le restanti 5 per noi sono tutte finali come ho detto già dalla settimana scorsa, perciò ci godiamo questo e da martedì testa all'Oratorio San Ciro perché dobbiamo continuare la nostra striscia e il nostro percorso senza guardare gli avversari, guardando sempre e comunque di migliorare le nostre prestazioni da qua alla fine. È normale che io da allenatore, come ho sempre detto, anzi vieto anche ai nostri dirigenti di portare telefonini in panchina perché non voglio farmi distrarre, non dobbiamo distrarci da quello che sono i risultati degli altri cambi. Noi guardiamo il nostro percorso, è normale che ho sentito un po' l'esultanza, ma per me non è cambiato niente. Io guardo in casa nostra, so che mancano 5 partite, so che devo cercare assieme al lavoro dello staff e della squadra di vincerle tutte, poi a fine campionato tireremo le somme.
palla per il 3M, stiamo per iniziare in questo secondo tempo che promette spettacolo, così come il primo che ha visto avanti il 3M ma solamente a 15 secondi dal finale del primo tempo, con il calcio di rigore segnato da Runfolo, che adesso darà proprio il via alla ripresa. In porta per il 3M per Di Chizzi, ha faticato Calvaruso, Runfolo appunto che ha battuto questo calcio di inizio, e poi anche Ricotta. Pressing importante adesso di Salamone, che guarda la panchina sconsolato assieme al capitano per Atletico. In porta Tripoli confermato, e poi Ferrante, Mariolo e in questo momento Salerno. Prova Runfolo, fermato Mariolo, Salerno, ottimo controllo, ma comunque ritorna Calvaruso. Chiama palla per Di Chizzi, prova ad andarsene in qualche modo Calvaruso, Salamone appoggia a Mariolo. Problema per Salerno però. Colpito al naso da Calvaruso, esce sangue in questo momento dal naso di Salerno. Brutta botta, va addirittura per Di Chizzi ad aiutare il numero 11. Momento di pausa quindi forzata, visto che Salerno ha ricevuto una botta importante da Calvaruso, che ha colpito il naso e in questo momento sta anche sanguinando proprio da quella parte del volto. Già pronto lo giudice ad accelerare quindi il processo di staffetta tra i due. Momentaneamente fuori Salerno e quindi subito dentro il numero 10, che qualche colpo l'ha avuto nella prima parte di gara. Adesso stanno cercando di pulire il sangue di Salerno che è caduto nel parquet del Palacanino. Il parquet tra i più tenuti di questo campionato, tant'è che l'Atletico comunque le sue 9 vittorie e 7 le ha costruite in casa in 10 partite giocate, 7 vittorie e 3 sconfitte. Intanto quindi 21 dei 27 punti conquistati sono arrivati qui al Palacanino, e a tutti gli effetti una vera roccaforte quella altofontina per la società il presidente Marcello Vallica. Adesso aspettiamo che il pallone venga rimesso in gioco. Discutere sono lo giudice Calvaruso assieme al signor Bargione. Però lo giudice ha commesso il fallo da rigore su Cottone, che era però ormai promesso sposo per la conclusione praticamente in area il rigore, colpito dallo giudice che lo sbilancia. Calcio di rigore realizzato poi da Runfolo. Ancora il 10 fermato, può andare Ricotta, Runfolo al centro, Tripoli, ottima risposta. E poi ancora Ciccio Giudice, mette il pallone al centro, lo prende per Di Chizzi, rimette in corsa Ricotta, ma solo per un attimo. Gara comunque viva, gara comunque divertente, bella, da godersi tutta. Tripoli passa la metà campo, ora può giocare come se fosse un quinto. Salamone infatti lo richiama, rimane avanti il 20, gioca a 5 l'Atletico, la preferisce tornare dietro, l'intensificarsi del pressing del 3M, non controlla bene lo giudice, palla ancora per Neroberti, per Di Chizzi, Calvaruso, Ricotta, prova ad andarsene, ancora lui, Ricotta, fermato, il 27. Salamone manda dietro dove c'è Tripoli. Salamone
scambia ancora con Ferrante. Mariolo, Salamone, Mariolo, Ferrante, Scodella, ricotta di testa, poi Runfolo in qualche modo. Allora sarà ancora palla per Mariolo, lo guarda Ferrante. Loro due hanno costruito l'azione che ha portato al gol del vantaggio atletico, durato pochi secondi. Il pareggio invece è sicuramente il segno che ha avuto maggior durata nel corso di questa partita. Spinto Ferrante, non c'è niente. Palla Trem. Affaticato. Ricotta. Deviazione finale di Mariolo. Palla ancora per il Trem. Perditi. Affaticato Calvaruso. Runfolo. Ferrante. Salamone. Rischia Salamone. Calvaruso prende il pallone. Va a Ricotta che però non controlla in tempo. Si propone ancora Tripoli. E questa ormai è la tattica utilizzata da mister Macaluso. Salamone! A queste conclusioni il capitano Runfolo. Se ne palla Mariolo. Salamone. Mariolo. Ferrante rischia. Ricotta allora, prova le giocate. Riesce a riciclare il pallone. Affaticato il tiro. Tripoli, Ricotta. Di testa non chiude. E allora ancora Salamone che sbaglia il passaggio. Ricotta 2 contro 1. Ricotta manda fuori. Batte subito Tripoli. Ma riaggancia il pallone affaticato. Si è tolto la giacchetta mister Giacalone. Calvaruso trattenuto senza fallo. Segnalato dopo. Giallo per il DS Mineo in panchina. C'è un problema comunicativo tra i due direttori di gara. Per ragione sembrava ok, ha bruscato dall'altra parte del campo, segnala il calcio di punizione. Tanti uomini in barriera, tanti uomini nei pressi della palla. Ha bruscato, conterà i passi. Per ora ci sono affaticato Runfolo. Si allontana Calvaruso. Si è allontanato già da prima Ricotta. Due uomini sul palo. Uno per Legno, per Tripoli. Va Runfolo, colpisce Lupo. Affaticato. Ancora Calvaruso non riesce ad andarsene. Affaticato. Ricotta. Prova ad andarsene rispetto allo giudice che lo ferma. Il pallone esce. Si è lamentato con se stesso per questo. Lo giudice. Ultimo tocco di Runfolo. Palla per l'Atletico. Salamone. Mariolo. Salamone. Prova giocata personale il capitano. Viene fermato da Runfolo, che ottiene anche il patrocinio di questa rimessa. Atletico Monreale 1, 3M 2. Sbaglia la battuta qui il 3M. Errore. Però
viene graziato dal direttore di gara. Allora non c'era una problematica al momento della battuta, più che altro non aveva fischiato il signor Bruscato. E fa adesso per Di Chizzi. Passaggio fuori misura. Salamone allora, lo giudice. Sempre per Salamone, per Di Chizzi, esce e para. L'ultimo tocco è anche di Salamone. Come prima cosa però si assicura che il suo avversario stia bene. Ricotta, Runfolo, va in porta! Pallone che va fuori. Sempre potente la conclusione di Runfolo. Lo giudice contro Calvaruso, non riesce a smistare palla. Ciccio Lo giudice. Si prepara Di Grazia in panchina. Affaticato. Ricotta, se ne va la giocata ancora di Ricotta. Runfolo lascia Calvaruso. Mariolo, decisivo. Affaticato. Ricotta. Affaticato ancora lui. Prova ad andarsene. Numero 6, il tacco addirittura. Bella la pensata del numero 6. Salamone. Si lamenta per Di Chizzi. Di Grazia mantiene il pallone in campo, anzi no, anche qui sembrava che fosse già uscito il pallone. Poi affaticato, manda lontano senza nessuno che però possa prendere questo possesso per il 3M. Ancora Salamone. Di Grazia a vuoto, Salamone riprende palla. Lupo, Mariolo, poi a Mariolo, Calvaruso al centro, Runfolo, incredibile, super Tripoli un'altra volta. Calcio d'angolo per il 3M, qua doveva chiuderla però. Formazione palermitana, non controlla affaticato, Runfolo di sinistro, trova ancora Calvaruso, prova a girarsi, c'è però Capitan Salamone. C'è un problema. Il parquet del campo Pallacanino. È proprio il presidente Vaglica a pulire quella parte di area di rigore difesa da Tripoli, proprio quella che più calda, quella che bolle di più. Attendiamo ancora un altro po'. Adesso sarà, ricordiamo sempre, palla per il 3M. Ha avuto l'occasione poco fa il duo Calvaruso-Runfolo. Tripoli, miracoloso a dire di no. Oggi grande gara di Peppe Tripoli contro la sua ex squadra, contro cui ha giocato, anzi con la quale, pardon, ha giocato nel corso della prima parte di questa stagione e anche durante quella precedente, dove piano piano con le sue prestazioni era anche riuscito a ritagliarsi nella parte finale di campionato uno spazio non indifferente nelle gerarchie del club neroverde. Quest'anno tanti minuti giocati con Mosca, poi con l'arrivo di Calandra sono diminuiti anche i momenti a difendere i pali, e poi c'è stata anche la scelta di Cuore di tornare nel suo posto felice all'Atletico Monreale, il posto dove ha iniziato a fare le prime vere esperienze in Serie CD. Salamone, Galati, appena entrato di nuovo anche il numero 19, rischia Salamone, riprende palla Ricotta contro Tripoli al centro, Calvaruso, doppietta per Cristian Calvaruso. L'errore di Salamone sta condannando i suoi.
raddoppia il vantaggio, il 3M, grazie a Calvaruso che raddoppia anche il suo score personale. Sfrutta un errore la difesa colcionero. E poi, qua bravo comunque Ricotta anche a servirlo in tempo. Se ne va Calvaruso, Tripoli! In qualche modo, poi Salamone sbaglia la trotta e controllo, il fallo lo commette Calvaruso. Aveva fatto una partita importante Giovanni Salamone, questo errore lo vediamo, sconsolato il capitano, lui ci mette il cuore più di tutti. Sono piccolezze, dettagli che poi però alla fine pesano. Stiamo 1-3 per il 3M, alla ricerca di punti importantissimi per quantomeno figurare ai playoff. Poi come va, ma esserci per il secondo anno di fila, nel secondo anno di denominazione 3M, sicuramente un onore non indifferente per la formazione di mister Giacalone, lui che ha esperienze importanti come coach, soprattutto a Marsala dove ha vinto la Coppa Italia C1, a Prato. L'ultima ad Alcamo, una squadra forse non è neanche tanto attrezzata per poter lottare in Serie B, ha comunque fatto il suo, poi sono separate le strade, adesso è qui al 3M e dopo un inizio convincente, con la sconfitta seppur per molti immeritata contro l'Athletic Club Palermo, poi sono arrivate 2 vittorie di fila contro Bagheria e anche quella contro il Canicattì, poi 2 stop in attesa, un mezzo stop contro il Figuerazzi lì in Palatricomi e poi un altro, il più pesante forse, contro il Palermo, la sconfitta per 1-6 al Don Bosco, che è in casa ma è anche la casa del Palermo. In 4 derby stagionali lì sono una vittoria per il 3M, nella prima gara giocata, e poi 3 vittorie consecutive per il Palermo. Fischia finalmente Bargione, va di cazzo in porta, forse l'ha toccata Galati, dove sta e torna ad essere di Paddy Chizzi. Calvaruso, in che modo Calvaruso, poi fermato di Grazia, accetta, Calvaruso apre perfettamente, esce Tripoli, grande lettura, poi Galati però sbaglia il passaggio di ritorno, ancora accetta, in mezzo a 3, riesce sempre a giocare il pallone, poi però regala al lupo, ancora lui, Galati, entra in aria, come arriva per Bichizzi, e può mandare, affaticato, 2 contro 2, al centro, Calvaruso, e sono 3. Sono polemiche con il signor Abbruscato, perché forse il pallone rimesso al centro da Accetta era in posizione fuori al campo. Tripletta di Calvaruso, 19 gol in campionato. Calvaruso che aveva segnato Atletico in entrambi gli scontri l'anno scorso, sia all'andata al campo di Vialo di Lino, che è stato anche il campo dell'Atletico nella stagione 2021-2022, quindi quello era inteso quasi come un derby, il ritorno della formazione morealese nel campo di Vialo di Lino, comunque proprio a confine con il comune morealese, quello di Palermo. Adesso neanche il 3M gioca più qui, Don Bosco vuole costruirsi un futuro da grande, Di Grazia, conclusione murata, Ricotta a porta vuota, Ricotta 5-1.
servito su un piatto d'argento il gol numero 15 di Ricotta in campionato. L'errore di Grazia, che prova il tiro in porta con Tripoli, che però era fuori dai pali in quanto era a fare il quinto d'attacco. 5-1, momento di fiducia al 3M, psicodrammatico quasi per l'Atletico Monreale. Qua prova Ferrante a cercare Di Grazia, anche le forze fisiche si fanno sentire. Atletico che ha portato solo 10 giocatori in distinta, 9 impiegati oggi. Atletico 1, 3M 5. Un quarto d'ora di fuoco per la formazione palermitana, con la tripletta di Calvaruso e poi tripletta sempre il numero 7 e il gol di Ricotta. Per ora si assesta sul punteggio di 1-5, che sembra un macigno insormontabile per l'Atletico, ma siamo ancora nel corso di un secondo tempo che però adesso inizia anche un po' a smettere di avere senso, ma c'è sempre tanto da giocare e questo è anche il bello del calcio a 5. Atletico che, ricordiamo, dopo l'errore di Salamone comunque stava tenendo una grande gara, poi lì si è sfaldato qualcosa anche e soprattutto a livello mentale. Prende palla Ricotta, affaticato, se ne va, sempre lui, affaticato, accetta, controlla, va sul destro, non lo fa partire perché poi parte il mancino. Di Grazia rimane attaccato a lui, non è angolo, è rimessa. Anzi, essere calcio d'angolo, non si capisce molto cosa stanno segnalando i due arbitri. Batte adesso il corner, accetta Lupo, anche Lupo, con la palla Lucchese, Ricotta, fermato da Galati, anche al 19, Ricotta, entra in spaccata, prova a prendere il pallone, poi viene colpito. Più che altro il male che sta subendo in questo momento è per i crampi che hanno colpito l'autore del gol dell'1-5, che però è definitivo. Vediamo se cambierà da qui alla fine della gara, anche se ormai l'Atletico sembra un po' sfiduciato. Per il rigore subito a tempo scaduto nel primo tempo, dopo queste 3 reti arrivate per il 3M in rapida successione che potrebbero ammazzare qualsiasi squadra, ma l'Atletico, lo sappiamo, l'abbiamo imparato a conoscere in questi anni, è una delle squadre più dure a morire di questo campionato, anche se qua rischia un'altra volta lui. Lotta Galati, affaticato, accetta, giocate fine a se stesse, però arriva Di Grazia, la tocca per De Chizzi, grande parata in spaccata, calcio d'angolo. Andrà Ferrante, Lupo, conclusione murata, la proposta Tripoli, lo fa adesso, palla per il vento. Lupo, Galati, conclusione fuori misura. De Chizzi voleva addirittura cercare di beccare qualcuno per invitarlo a tirare, se ne paga una grandissima giocata, affaticato, tunnel su Galati, poi rallenta un po' il gioco qui Pilitteri, è entrato nel corso parte finale di questa gara.
spazio anche per le seconde linee in casa 3. Ci può stare anche vedendo il punteggio. Non riesce a girare perfettamente Pillitteri, però la Ferrante. Ferrante, palla che rimane lì! Perdichizzi deve metterlo in calcio d'angolo. Lo sta mettendo dentro Pillitteri. Ancora al centro, prova lo giudice a deviarlo. L'ultimo tocco affaticato. Ancora lo giudice, controlla lui, prova a girare e attenzione, accetta che solo non controlla in tempo. Ciccio lo giudice aveva il pallone arpionato al sinistro. Ferrante, prova il tiro Ferrante, Perdichizzi in spaccata, un'altra volta. Rimessa sempre dall'Atletico, che adesso ha preso fiducia. Lucchese prova ad andarsene, poi Ferrante, ancora palla Atletico. Perdichizzi devia, contropiede ospite, non accetta, le giocate le accetta. Tripoli, sopra Salamone che manda in maniera involontaria in calcio d'angolo. Esce di grazia, ritorna in campo Mariolo, affaticato. Non è buono per Lucchese. Pillitteri affaticato. Perdichizzi non riesce a trovare affaticato, oppure Pillitteri più avanzato. Sarà sempre Tripoli quindi a battere questo rinvio dal fondo con le mani. Già il pallone è arrivato dalle parti di Ferrante. Salamone, Ferrante, lo giudice, Salamone, Mariolo, gli scambia ancora tra i due. Ferrante, prova il tiro Ferrante, la parata di Perdichizzi. Salamone, Mariolo, Ciccio lo giudice, Salamone ancora per Ferrante, giro palla dell'Atletico Monreale, non riesce a trovare un'occasione giusta, un buco nella difesa del 3M, ci prova ora Mariolo. Salamone ancora, due a pressarlo, la palla è l'Atletico, l'ha cambiato all'ultimo, la sua scelta il signor Bargione. Salamone non trova lo giudice. Perdichizzi sfrutta ogni secondo a sua disposizione. E poi Tripoli. Entra Andrea Lupo come quinto d'attacco. Power play per l'Atletico quindi. Ancora Lupo. Mariolo controlla. Fermato d'accetta, calcio d'angolo. Salamone. Ferrante. Ancora lo giudice. Lo scambio. È sempre Andalupo che si fa vedere ai pressi del corner. Sbaglia lo giudice però. Prova a riottenere il pallone che è ancora in campo. La Ferrante. C'è un time out adesso, chiamato da mister Giacalone, anche perché il 3M dopo il quinto gol si è un po' adagiato fin troppo sugli allori. Atletico che ovviamente non ha altro che spingere, non deve fare altro che sperare di mettere palloni dentro e magari qualcuno di essi anche alle spalle di Perdichizzi per riaprire una gara che però sembra stregata adesso, soprattutto in questa ripresa per i Colchoneros che sono sotto di 4 dopo essere andati subito in vantaggio con Mariolo. È arrivata la risposta di Calvaruso e poi sul finale del primo tempo il rigore di Runfolo. Nella ripresa doppio Calvaruso che sommato al primo gol mette a segno un'altra tripletta della sua stagione. E poi il 5-1 per ora l'ha segnato, e però è definitivo, l'ha segnato Peppe Ricotta. 5 come i minuti che mancheranno da questo momento, da quando verrà rimesso in gioco il pallone da Perdichizzi.
Calvaruso, prova a controllare, preferisce ottenere una rimessa laterale, voleva girarsi rispetto a Ferrante. Palazzotto, la scelta anche di mister Regalone. Ricotta che è ritornato in campo dopo i crampi, accetta che è sembrato uno dei più fumantini in questa parte finale di gara, e poi anche Ricotta, come dicevo prima, e Palazzotto. Esce di nuovo Tripoli, sempre Andrea Lupo come power play. Adesso sì che mancano 5 minuti, come segnato anche dall'arbitro. Nel frattempo continua il giro palle dell'Atletico con Ferrante e tocca Calvaruso. Palla per Ferrante, c'è Luco che praticamente sta facendo la barba al palo. Ciccio giudice, prova il tiro, torna subito in porta Tripoli per De Chizzi, da Ricotta, prova le giocate Ricotta, ancora lui che ha questi importanti guizzi, questi spunti. Ha fatto un gol facile, poteva farne altri, forse anche la stessa facilità. Lupo, lo scambio, Mariolo, Salamone, può anche andare in porta per De Chizzi, la para e poi accetta, deve solamente tirare, lo fa male. Lo batterà Lupo, questo rinvio al fondo, lo fa adesso Salamone, è segnato il 3M, sbaglia Salamone, Ricotta segna il 6-1 3M. In questo campionato per Ricotta. Ferrante, ancora lui, un fulmine, quello di Ferrante per De Chizzi, accetta Calvaruso, chiede scusa, il pallone era buono, la palla è quindi per Mariolo. Tripoli, gioca lui ora come power play. Lupo sconsolato, voleva ridargli la casacca, quasi per entrare lui. Non è questo il caso. Tripoli, alza un campanile, accetta, anticipa anche per De Chizzi. La palla è per Cicciolo Giudice. Mariolo sbaglia e qua Ricotta contro Tripoli, ancora Ricotta, palla in buca, 7-1, tripletta anche per Peppe Ricotta. Aumenta il suo passivo quindi Atletico Monreale, almeno è il 3M che glielo fa aumentare. Era già di meno 10 a differenza reti alla DJ di questa gara, 80 gol segnati, 90 subiti, adesso diventano 81 e 97. Il 3M invece una differenza reti che era in positivo. Queste 7 reti fanno raggiungere quota 95 in campionato. E quindi vicino ai 100. Spazio nel frattempo anche per Andrea Nicolosi, che è di proprietà Atletico Monreale. Lui ha fatto la pre-season con la squadra di mister Macaluso ed è in prestito per ora al 3M. In panchina quindi Virruso, terzo portiere Nicolosi. Una stagione dove il 3M ha avuto ovviamente anche Peppe Tripoli come portiere impiegato. Accetta Calvaruso, Palazzotto ancora l'accetta. Lucchesi in aria, Tripoli la para e poi alza il campanile per lo giudice, il controllo, fermato il giudice, fallo.
calcio di punizione. Mancano meno di 3 minuti alla fine. Sistema la barriera Nicolosi. Sono Lucchese e Calvaruso. Adesso Lucchese indietreggia. Salamone, uno scambio che non si chiude però tra Lucchese. Ferrante che riprende palla. Non trova Ferrante, lotta con Calvaruso, l'ultimo tocco è del 7. Calcio d'angolo. Comunque gioca l'Atletico. Mariolo. Rischia Palazzotto. Salamone senza fallo. Salamone murato una volta. Poi colpito. C'è un altro fallo. Esce, accetta, ritorna in campo Pillitteri. Meno di 2 alla fine. Una gara che comunque si è già avviata nei binari della conclusione. Un 3M che ha atteso, che è stato più cinico alla ripresa e ha segnato altri 6 gol che confermano la bontà del progetto Giacalone. Fischia l'arbitro, prova lo giudice 2 volte addirittura. Ha rischiato qui il massaggiatore Riccardo Sampino sulla ribattuta. Ferrante tira, pallone che è ancora l'Atletico, deviazione e calcio d'angolo. Nicolosi non aveva capito, lo giudice. Salamone, deviazione, Lucchese che ora va a pressarlo, colpito Salamone, altro fallo commesso dal 3M. Bravo qui Giovanni Salamone a prendersi questo fallo, nonostante 2 errori hanno portato a 2 gol del 3M. Comunque peccato per il capitano dell'Atletico, come dicevo prima, uno che ci crede veramente tanto. Lui, Mariolo e lo giudice sono l'ossatura di questa formazione che dalla Serie B si è conquistata la C1 nel corso di 7 stagioni e la sta mantenendo anche con merito e valore. Calvaruso, Palazzotto, prova a girarsi 2 volte, ancora Calvaruso, fermato da Salamone. Mariolo aspetta, Salamone, Tripoli, va lontano, forse un po' troppo. Arriva adesso il triplice fischio, il 3M vince in casa Atletico Monreale 7-1 il punteggio, decisive le triplette di Calvaruso, Ricotta e il rigore di Runfolo. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Palacanino di Altofonte. È tutto. Un saluto a voi, amici appassionati di Sportisili, e risentirci con lo spettacolo della Serie C1 qui sul nostro canale YouTube. Vi lasciamo alle immagini della festa del 3M. Da Gabriele Expert è tutto. Alla prossima.